Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, questi i titoli più importanti della mattina. In apertura il caso di Giancarlo Micci, che è finito nuovamente alle cronache locali di questi giorni per aver usato l'auto blu anti per portare il gatto dal veterinario. Per l'indagato è stata emessa dal GIP una misura di divieto di dimora nel comune di Cifalù, per cui adesso il difensore ne chiede la revoca. Notte di sbarchi a Pozzallo nel Ragusano, sono 46 migranti giunti al porto, sarebbero 32 gli uomini, 6 le donne, 7 i bambini, tra cui uno di appena 16 mesi e un adolescente di 16 anni. La maggior parte degli stranieri è risultata avere infezioni da scabbie. Un ciclista di 69 anni di Adrano è deceduto lungo la statale 284 nel Catanese. L'uomo è caduto al suolo a causa di un improvviso malore. Nonostante i tentativi di rianimazione, i soccorritori del 118 non sono riusciti a salvargli la vita. Sangue ieri a Ragusa, una lite tra due gruppi di ragazzi, molti dei quali minorenni, è culminata con un accoltellamento che ha portato al ferimento di un giovane di 19 anni. Al centro della disputa ci sarebbe stata una ragazza. È in chiusura la denuncia per una quarantenne che ha causato un incidente stradale nei pressi dello svincolo di Taormina. La donna guidava un'auto ubriaca e il valore del tasso alcolemico rilevato dagli operatori con l'etilometro è risultato 5 volte maggiore rispetto ai limiti consentiti dalla legge. I dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.